Accusato di essere una bomber, poi scagionato, l'ingegnere Elvo Zornita fa causa al poliziotto che tentò di incastrarlo, ha distrutto la mia vita, dice, ma dovrebbe essere lo Stato a risarcirmi. Gentilini e i suoi fedelissimi pronti a rientrare e candidarsi nella lista Zaia, parla però un militante storico della Lega, Mauro Michelon, che dice fa male, non si può far finta che non sia successo niente. Venditore ambulante ubriaco prende a pugni la barista all'Hollywood di via Feltrina a Treviso e le infilza il collo con uno stecchino di legno, poi devasta il locale, arrestato dalla polizia. Decine di firme in pochi minuti tra residenti e commercianti di via Pescatori e via Fiumicelli a Treviso per chiedere maggiore sicurezza di giorno e di notte, zona frequentata da spacciatori e malintenzionati. La grande asciutta per aumentare la portata del Piave è arrivata a Treviso, in città si cominciano a vedere gli effetti della chiusura dei canali principali. Tumore al seno, si abbassa l'età delle donne colpite per estendere anche le 30-40enni la prevenzione, parte a Treviso un progetto rivolto alle giovani mamme. Oggi a Bologna il Tiramisù Day, a sfidarsi le due città che ne rivendicano la paternità e la giuria premia Treviso, festa nel capoluogo della Marca. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ha colpito purtroppo, lo ricordiamo bene, tante volte anche nella Marca e parliamo di una bomber, una figura che non ha ancora, come sappiamo, un nome per anni è stato additato, quello di Elvo Zornita, da una lunga indagine, una lunga inchiesta dalla quale l'ingegnere è stato totalmente scagionato e oggi chiede i danni a chi lo incastrò di fatto con una prova manipolata, ma dice dovrebbe essere lo Stato a risarcirmi. Lo abbiamo sentito. Ha fatto causa a chi lo ha rovinato per chiedere i soldi che il giudice ha stabilito gli spettino, una provvisionale di 200.000 euro per i danni subiti e altri 100.000 a copertura delle spese legali. Somme che finora Elvo Zornita, l'ingegnere di Azzano X a lungo sospettato di essere una bomber, non ha ricevuto. E allora per ottenerle il suo avvocato Maurizio Panez ha chiesto il pignoramento di un quinto dello stipendio di Ezio Zernar, il perito della Polizia di Stato di Piove di Sacco, condannato per aver manomesso un lamierino di ottone ritrovato nel 2004 in un ordigno inesploso nella chiesa di Portogruaro, allo scopo di incastrare proprio Zornita. Questa vicenda ha certamente rovinato completamente la mia vita, mi ha fatto perdere il lavoro, ha fatto perdere la credibilità, la mia professione e con tutte le conseguenze che questo ne deriva. È ovvio quindi che voglia a tutti i costi che questa pena che ho subito io, ma soprattutto la mia famiglia, venga in qualche maniera risarcita, oltre a tutte le spese ovviamente che sono state sostenute a fronte a una vicenda che francamente non avrei mai pensato che potesse capitarmi. Oltre 30 gli episodi attribuiti al bombarolo tra Veneto e Friuli tra il 94 e il 2006. Per 4 volte una bomber ha colpito nella Marca, ferendo e mutilando. Motta di Livenza, Fagare della Battaglia, Treviso, ancora Motta, bambini e adulti. Fatti da cui Zornita è stato riconosciuto estraneo, ma i danni alla sua immagine e alla sua serenità nessuno li ha ancora risarciti. Per l'ingegnere di Azzano dovrebbe essere lo Stato a farsene carico. Non riesco a capire perché lo Stato non si faccia carico delle spese che sono state sopportate. Funzionario dello Stato nell'ambito della sua professione che svolgeva un incarico dello Stato, quindi a tutti gli effetti, come in tutte le cose che avvengono, se un medico sbaglia poi è l'ospedale che ne risponde, quindi non riesco a capire perché questo non possa avvenire anche nelle funzioni principali dello Stato come appunto polizia e forze dell'ordine. Allora parliamo delle elezioni comunali di Treviso, i malumori in casa Lega, nella base leghista con il braccio di ferro per il rientro di Giancarlo Gentilini a cui Zaia, come sappiamo, ha aperto la sua lista, ci sono giorni cruciali questo per l'accordo. Parla oggi ai nostri microfoni un militante storico, Mauro Michelon, che dice non si può fare come se nulla fosse. Da militante ho solo sottolineato il disagio che hanno i militanti
a far finta di non sapere quello che è successo in questi ultimi 3 anni. Sta a guardare ma non resta in silenzio la base della Lega trevigiana, il rientro nei ranghi di Giancarlo Gentilini e dei suoi collaboratori più stretti, da Sandro Zampese a Giuseppe Basso, può anche essere utile a livello di consenso, ma arriva fuori tempo massimo. Lo dice il neosenatore Candura, segretario cittadino del Carroccio, lo ribadisce Mauro Michelon, leghista storico e addirittura papabile candidato sindaco alle amministrative di primavera, quando ancora la scelta di Conte non era definitiva. Michelon fa subito un distinguo. Innanzitutto io non ho competenze sulle alleanze, c'è un segretario nazionale che sta trattando su questo tipo di alleanze. L'unica cosa che ho sottolineato durante la riunione con i militanti è che gente che è stata fuori per ben 3 anni dal movimento, non ha partecipato al referendum sull'autonomia del Veneto, alle elezioni politiche, alle varie manifestazioni, il fatto che sia alleata non vuol dire che questi sono leghisti a tutti gli effetti, sono alleati. Alleati quindi, risposta in diretta a Luca Zaia che ha aperto la sua lista allo sceriffo e che continua a dire Gentilini è e resta un leghista. Vederlo tornare nella lista del governatore fa quantomeno strano. Fa male più che strano, ecco, fa male anche perché siccome ho sentito Gentilini adesso accetta Mario Conte come sindaco, mi sembra che abbiamo perso molto tempo per niente. E adesso vediamo invece cosa succede dall'altra parte. Come sappiamo Giovanni Manildo, il centrosinistra, Giovanni Manildo si appresta ormai a giorni a lanciare l'inizio della sua campagna elettorale per le comunali. Lo farà, come sappiamo, sabato in una singolare iniziativa, una vera e propria partita di calcio a Sant'Angelo nel pomeriggio di sabato. Ne ha parlato proprio ieri a 20:10 ospite di Ferdinando Avarino. Sentiamo cosa ha detto. Tutti in campo per il secondo tempo e un appello fatto, abbiamo detto, a tutti i trevigiani che hanno a cuore la città e abbiamo organizzato proprio una vera partita. Giocheremo mezz'ora per tempo con la maglia blu chi c'era già, chi aveva già voglia del processo di cambiamento partendo nel 2013 e con la maglia bianca chi vuole il rilancio di questo processo di cambiamento. Io giocherò un po' per parte, ecco. Quindi come Pelé. Vediamo le persone che hanno voglia di accogliere questo appello che ho fatto. Penso che per amore della propria città sia importante mettersi in gioco. Penso che sia un momento in cui nessuno può dire che le decisioni, soprattutto a livello amministrativo, della nostra città debbano passare sopra la testa. Quindi ho fatto un appello dicendo fate ciò che è necessario. La partita è una partita che vede sia uomini che donne. Mi dice il portiere, anche perché deve parare i colpi e in questi anni... Vedo bene Grigoletto. No, devo dire che Roberto ha fatto un lavoro ottimo da vice sindaco, ha lavorato bene e devo dire che anche su dei temi molto difficili ci ha messo la faccia e devo ringraziarlo per questo. E oggi intanto Coalizione Civica per Treviso, quindi l'ala più vicina alla sinistra, diciamo, dello schieramento, ha chiesto di confrontarsi proprio con Giovanni Manildo su alcuni temi. Vedremo se sarà un riavvicinamento o meno. Adesso intanto c'è la cronaca, riapriamo la pagina della cronaca e ripartiamo dal giallo di Castelminio di Resana. Ma da fuoco esplosi nel cuore della notte all'indirizzo dell'abitazione di Luigino Di Donè a Castelminio di Resana. 2 si sono conficcati nel muro esterno della casa, il terzo è penetrato da una vetrata, tutti esplosi ad altezza d'uomo. È un episodio davvero inquietante quello verificatosi l'altra notte in questa strada piuttosto isolata della frazione di Resana. Un'intimidazione, un avvertimento? I carabinieri della compagnia di Castelfranco che stanno conducendo le indagini stanno vagliando tutte le ipotesi. L'unico punto fermo al momento è che chi ha sparato all'indirizzo dell'abitazione aveva nel mirino proprio quella villa. Scartata dunque l'ipotesi di una sparatoria in strada da parte di criminali con i colpi che casualmente hanno colpito la villa. Colui o coloro che hanno sparato volevano colpire la casa, per quale motivo non si sa. La famiglia, comprensibilmente sotto shock, preferisce non parlare ed ipotizza un errore di persona.
Intanto a Castelmino di Resana serpeggiano l'inquietudine e gli interrogativi, perché questo gesto poteva anche avere conseguenze tragiche, visto che i colpi sono stati esplosi tutti ad altezza d'uomo e se qualcuno si fosse trovato al piano terra della villa avrebbe potuto essere colpito. I vicini di casa, la villa peraltro ha un ampio giardino, non sembrano aver sentito nulla, anche se la notte precedente sono stati uditi dei botti sospetti. Ho sentito dei colpi perché dormo abbastanza poco. E dopo sto ascoltando perché dico che se è guardia qua, che mi sia là che spari. Ed ora il duplice delitto di Cison di Valmarino, come preannunciato nelle scorse ore. Questa mattina l'avvocato Pier Giorgio Oss, difensore di Sergio Papa, il 35enne accusato di aver ucciso lo scorso marzo i coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, ha depositato al Tribunale del Riesame di Venezia istanza di revisione della misura nei confronti del suo assistito, che dal carcere di Santa Bona, dove è rinchiuso, continua a dirsi innocente e a sostenere di aver dormito quella notte non nella proprietà delle due vittime ma in casa della nonna. L'udienza si terrà tra un paio di settimane. Nel frattempo sono attese importanti novità per quanto riguarda i rilievi eseguiti dagli specialisti del RIS sul luogo del delitto. Ed ora in via Feltrina a Treviso, e momenti davvero di paura e di terrore in un bar con un'aggressione molto violenta. Presa a pugni e poi infilzata al collo con uno spiedino di legno. Attimi di terrore ieri sera all'interno del bar Hollywood in via Feltrina a Treviso. La barista, 40 anni, cinese, è stata aggredita da un venditore ambulante senegalese. La donna, resasi conto che il senegalese era completamente ubriaco, si è rifiutata di scaldargli uno spiedino di carne sperando che l'uomo se ne andasse. Il diniego ha invece scatenato la cieca violenza del trentenne, che prima ha insultato la barista, poi l'ha presa a pugni e schiaffi, infine l'ha colpita al collo con lo stecchino di legno dello spiedino. Non contento, ha distrutto mobilio e suppellettili del locale sotto lo sguardo terrorizzato degli altri avventori. Uno di loro ha chiamato il 113. La pattuglia delle volanti, giunta poco dopo sul posto, ha rintracciato il senegalese, che nel frattempo si era allontanato poco distante dal bar. Anche con i poliziotti la reazione del senegalese è stata molto violenta. Alla fine il trentenne è stato portato in questura e arrestato. Le accuse sono di resistenza pubblico ufficiale, lesioni, minacce e danneggiamento aggravato. E un boato ha squarciato il silenzio della notte in via Castellana a Resana. Erano le 4 quando un SUV ha sfondato la vetrina del Jackpot Caffè. I malviventi sono quindi entrati nell'esercizio commerciale e hanno rubato 4 slot machine, poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Ancora da quantificare il bottino. Oltre al denaro contenuto nelle slot ci sono anche ovviamente gli ingenti danni al locale. Torniamo a Treviso adesso, in vista anche delle elezioni comunali. Uno dei temi caldi sarà quello della sicurezza e del degrado. A Treviso una petizione popolare per chiedere al Comune di intervenire in una delle zone più calde della città. Situazione al limite, dicono le persone che ci vivono e che ci lavorano. C'è sempre gente che gira ubriaca, gente che hai paura la sera ad uscire, perché soprattutto quando rimani da sola in negozio ti guardi bene le spalle, insomma. Via Vicolo Pescatori, via Fiumicelli, malgrado i controlli, residenti e commercianti non si sentono sicuri, lo confermano al nostro microfono raccontando scene di spaccio e degrado. La situazione è un po' un degrado, insomma, perché c'è gente, diciamo, un po' pericolosa. Recentemente mi hanno anche aggredito, ho paura e non c'è da fidarsi qua, insomma. È un po' pericoloso, c'è un sacco di gente poco raccomandabile, io ho 3 figli e quindi non mi fido a lasciarli andare in giro da soli e non mi fido io a girare per queste vie. Questo vicolo qua, io abito proprio qua sopra, apro e spesse volte vedo gente agli angoli che fanno i propri bisogni. Soprattutto verso la fine di via Pescatori, in incrocio con via Fiumicelli, c'è sempre un ritrovo di ragazzi che non si sa cosa facciano di preciso. Situazione al limite, denuncia il consigliere comunale di opposizione Davide Acampora, che ha preparato e sottoposto ai cittadini una petizione popolare da presentare poi al sindaco. Una ventina le firme raccolte in pochi minuti, 3 le richieste principali. Più sicurezza, quindi l'installazione di telecamere che possono coprire tutti le zone un po' più nascoste di questo perimetro. Chiediamo più illuminazione,
magari con un sistema a LED che possa in qualche modo soppiantare queste illuminazioni del dopoguerra, che mi sembra un pochino vergognoso, ma soprattutto chiediamo più controlli anche per il degrado, per la sporcizia. Servono controlli assidui, un presidio fisso, dice Acampora, come quello dei vigili allappiani, per impedire ai profughi di accamparsi nel parcheggio sotterraneo. Le risorse della Polizia Municipale devono essere usate qui piuttosto che lì. Questo è il messaggio principale e il tema fondamentale che oggi ci troviamo qui a discutere. Dal degrado al vandalismo, atto vandalico, siamo a Breda di Piave, con dei fori provocati nella pavimentazione del campo da basket di via Ponteselle, adiacente alla scuola secondaria Galilei, danneggiamenti ritrovati nei giorni scorsi proprio a Breda di Piave, che richiederanno ovviamente un intervento di sistemazione. Siamo dispiaciuti, commenta la vice sindaco che assessora lo sport di Breda di Piave, Adelaide Scarabello, perché i campi da basket sono un bene comune utilizzato da tutta la comunità. Ci auguriamo che sia trattato di un gesto avventato, dice, magari un errore, e che allo stesso tempo gli autori del gesto capiscano la gravità del loro atto. Nel frattempo dovrà essere ripristinato ovviamente la pavimentazione del campo da basket. Adesso parliamo della grande asciutta che è arrivata a Treviso. In città si cominciano a vedere gli effetti di questa chiusura dei canali di fatto imposta dall'Unione Europea per aumentare la portata del Piave e dei fiumi. Noi pescatori della Pescatori Sile stiamo collaborando con la provincia per raccogliere il pesce che altrimenti morirebbe. È diversa dagli anni scorsi perché questa volta, contrariamente alle altre volte dove mettono in asciutta di volta in volta un canale, questa volta li stanno mettendo all'asciutto tutti quanti contemporaneamente, volutamente. La grande asciutta, ora anche a Treviso i canali cominciano ad avere sete, Botteniga, Cagnane, presto anche il Sile. Gli effetti della simulazione del cosiddetto deflusso ecologico del Piave, che dal 2022 potrebbe diventare la norma, prevede la graduale chiusura dei canali ad opera del consorzio di bonifica per incrementare la portata del Piave. Pescatori e tecnici provinciali al lavoro per salvare i pesci, ma il vero incubo per la città di Treviso, priva di una rete fognaria in centro storico, è quello che la grande asciutta possa trasformare i canali del centro in maleodoranti cloache. I risultati scientifici della sperimentazione si avranno nei prossimi giorni. Intanto l'assessore all'ambiente invita a guardare oltre, convocando un tavolo tra tutti gli enti preposti, regione, comuni, consorzi di bonifica. Altrimenti ci preoccupiamo per 3 giorni dell'asciutta del Piave, dell'asciutta dei nostri canali, e poi ci dimentichiamo che il vero problema è un altro, cioè che cosa vogliamo fare delle nostre acque. E intanto domani, il 22 marzo, si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Allora sentiamo l'iniziativa di Piave Servizi per sensibilizzare i cittadini sul risparmio idrico. Questa iniziativa, che consiste nel distribuire alle associazioni di categoria una bottiglia vuota con uno slogan "l'acqua ti riempie la vita", vuole proprio far riflettere su questo: dove non c'è acqua non c'è vita. In occasione della giornata mondiale dell'acqua arriva l'iniziativa di Piave Servizi, la società che gestisce il servizio idrico in 39 comuni tra le province di Treviso e Venezia. Iniziativa volta a diffondere una cultura di tutela e risparmio di una risorsa così preziosa, spesso sprecata. È calcolato in 225 litri d'acqua potabile al giorno il consumo medio dei trevigiani, dato che fa riflettere su come questa risorsa venga data per scontata, mentre così non è. Non sprecare l'acqua, e questo è il senso dell'iniziativa nostra, e soprattutto che l'acqua rimanga di proprietà pubblica, di proprietà dei cittadini. Ed in occasione della giornata mondiale Piave Servizi apre i suoi profili social ad un concorso rivolto ai ragazzi. Vi invito ad andare sui profili social di Piave Servizi per controllare, perché poi ci saranno delle belle sorprese. Torneremo dopo la pubblicità nel nostro viaggio settimanale tra le mura di Castelfranco da salvare. Ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci in studio, Telegiornale di Treviso, torniamo, siamo al nostro appuntamento settimanale dedicato al recupero delle storiche mura di Castelfranco e alla sottoscrizione aperta da pochi giorni dall'amministrazione comunale e sostenuta da Antenna 3. Oggi vediamo allora un altro buon motivo per sostenere l'opera di restauro delle mura.
Se torniamo indietro nella storia, si sono serviti anche per costruire qualche casa di Castelfranco, evidentemente. Sono servite anche a questo le storiche mura di Castelfranco, un patrimonio non solo dei residenti della città del Giorgione, ma di tutti i trevigiani. Un manufatto che risale al 1200, voluto dall'allora libero comune di Treviso per controllare il confine ovest della Marca, ovvero quello che guardava ai padovani. Non a caso la gemella di Castelfranco è Cittadella, che oggi ha saputo recuperare bene la sua cinta muraria, diventata una delle mete turistiche non solo cittadine, ma dell'Alta Padovana. Castelfranco invece ha le mura in pessime condizioni, con punti dove la cinta rischia di crollare e altri dove il tempo e soprattutto i bisogni della storia hanno subito una vera e propria opera di smontaggio. Fori che non solo hanno indebolito l'intera struttura, ma hanno permesso a piante rampicanti di inserirsi con le radici, oggi nuovo pericolo per fessurazioni e crolli. Questa è una zona della cinta muraria, che è naturalmente invasa dalle erbe, in particolar modo dall'edera che è ha attecchito molto, creando anche delle voragini, creando dei buchi di fatto, e allora il primo intervento è quello di pulirlo naturalmente da queste erbe che stanno infestando e soprattutto poi ricostruire quelli che sono i buchi che si sono creati con mattoni naturalmente creati appositamente storici dell'epoca, in maniera da non creare naturalmente la diversità di intervento. Un'operazione essenziale quanto onerosa per il comune. Ma il totale è di circa 7 milioni di euro. Noi abbiamo già fatto un primo intervento sulla torre di nord-ovest di circa 700 mila euro, un'altra alla torre di sud-est di 500 mila euro. Adesso speriamo nella possibilità di raggiungere il buon cuore dei nostri cittadini, dei nostri diciamo così, concittadini, e di poter raccogliere dei fondi atti al restauro delle mura. L'appello è rivolto a tutti i cittadini della provincia di Treviso, perché sono beni della provincia di Treviso, e quello di sottoscrivere anche solo 2 euro per diciamo così, intervenire sul restauro delle mura di Castelfranco. Una sottoscrizione garantita dal comune di Castelfranco. Il ricavato sarà destinato totalmente all'intervento delle mura di Castelfranco, al restauro delle mura di Castelfranco. E noi faremo vedere nelle prossime settimane quanto vale la solidarietà dei trevigiani per la loro Castelfranco. Allora continua il nostro viaggio, venerdì avremo anche la seconda tappa settimanale del nostro viaggio tra le mura di Castelfranco, vi facciamo rivedere anche l'Iban, la causale. Se volete sostenere questo importante progetto per la storia, come l'abbiamo chiamato, Antena 3 che adotta le mura di Castelfranco e sostiene quindi il comune in questa sua battaglia per salvare quello che, come si è detto nel servizio, è un patrimonio davvero di tutti. Quindi venerdì la seconda tappa settimanale a Castelfranco. E adesso parliamo di un tema molto importante, quello del tumore al seno, della lotta al tumore al seno. Come sappiamo si abbassa l'età delle donne colpite, e per estendere anche alle giovani la prevenzione parte a Treviso, primo in Italia, un progetto rivolto alle donne tra i 30 e i 49 anni d'età. Partire dagli asili per intercettare le mamme ed estendere la prevenzione del tumore al seno a tutte le giovani donne escluse dalle campagne di screening che cominciano dai 50 anni d'età. ULS 2, Fondazione Sanità e l'ILT di Treviso partono primi in Italia con una campagna in asili e scuole dell'infanzia indirizzata alle giovani madri. Noi andiamo a sensibilizzare e andiamo a fare una politica di prevenzione con uno studio anamnestico per capire se ci sono fattori che possono creare e produrre il tumore al seno. Cresce l'incidenza del cancro al seno, si ammala una donna su 8 e si abbassa l'età delle donne colpite. Il 29% dei casi riguarda infatti donne giovani che per fare la prevenzione sono costrette a visite a pagamento. Ora nella Marca potranno usufruire di questa nuova opportunità che prevede, oltre ad una corretta informazione, la visita e gli eventuali ulteriori accertamenti clinici. Per creare quello che noi chiamiamo uno screening personalizzato, cioè delle buone pratiche cliniche che possono prevedere l'autopalpazione, la visita, ma anche l'integrazione dell'ecografia e della mammografia in base all'età e ai fattori di rischio che verranno riscontrati nella visita. Nelle donne giovani sono circa 1 migliaio ogni anno i nuovi casi di cancro al seno. Le visite previste dalla campagna Cuore di Mamma verranno effettuate negli asili e nel camper con ambulatorio mobile messo a disposizione dalla LILT. Abbiamo già riscontrato un'adesione intorno alle 1200 donne che nei vari asili della provincia di Treviso hanno aderito a questo percorso. Nel prossimo fine settimana avremo le prime 100 visite tra Castelfranco e San Vendemiano, per cui questo ci dà sicuramente una grossa soddisfazione.
Ed ora la dolce di sfida del tiramisù, e a Bologna oggi Treviso ha battuto la storica rivale Tolmezzo. No, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Treviso 1, Tolmezzo 0, il capoluogo della Marca si aggiudica la sfida del tiramisù, aggiudicandosi il titolo di dolce più armonioso tra i pochi semplici ingredienti. Il tiramisù trevigiano, preparato dagli chef del ristorante Le Beccherie di Paolo Lai, ha vinto al Fico di Bologna, una disputa che da tempo si contendono Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per realizzare la sfida sono state utilizzate oltre 400 uova, 100 kg di mascarpone, 50 kg di zucchero e 12 litri di caffè. Una vittoria che ha dato l'occasione per ribadire ancora una volta come il nome di questo dolce sia indissolubilmente legato al capoluogo della Marca. Treviso è, come sempre diciamo, la mamma del tiramisù. Treviso porta a casa il primo punto di questa, tra virgolette, sfida molto piacevole in un contesto meraviglioso che è Italy. Una sfida destinata a continuare. Treviso l'ha portato nel mondo e in questo caso, diciamo, era più giusta la interpretazione, ma io penso che questa sfida, questo lavoro, questo incontro potrà continuare. Ma il viaggio di oggi a Bologna è stata anche l'occasione per rilanciare un'idea, una casa delle eccellenze enogastronomiche a Treviso. Si sta dunque lavorando per un museo del tiramisù per dare ancora maggiore fondamenta alla storia di un dolce che è nato a Treviso. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 fra pochissimo, politica in primo piano, le grandi manovre per la presidenza della Camera fissata per venerdì. Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico del Veneto, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, ovviamente del Veneto, ospiti di Ferdinando Avarino. Poi alle 21:15, come ogni mercoledì, c'è la Zanzega, e questa sera al tavolo dei nostri Lele Marcassa e Ivo Gallo si parlerà di colline con immagini uniche delle migrazioni dei Triveneti nel mondo. La Zanzega sarà in diretta questa sera alle 21:15, in replica poi domenica alle 17. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Prevale l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque su tutte le regioni. Andiamo nel dettaglio di giovedì 22 marzo cominciando dal Veneto. Sarà una bella giornata caratterizzata dal sole ovunque, su tutti i settori il cielo si presenterà praticamente sereno e limpido. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime risulteranno essere sotto zero e saranno comprese tra -4 e 0 gradi, valori massimi invece tra 7 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà ampiamente soleggiato, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno su tutti i settori. Temperature minime fredde tra -3 e -1 grado, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi. Poche novità se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, cielo poco nuvoloso sui confini alpini, sereno invece altrove. Temperature minime tra -4 e -2 gradi, massime intorno ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.